Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, questa è una delle storie più strane che io abbia mai sentito e abbia mai letto, legata a uno dei personaggi che soprattutto negli anni '80 era al centro delle cronache calcistiche ed era un grande intenditore di calcio, come vi ho detto tra l'altro nel video che ho fatto qualche giorno fa della partita Pisa-Juventus, cioè Romeo Anconetani, presidente del Pisa dalla fine degli anni '70 poi a inizio degli anni '90, ebbe delle idee rivoluzionarie e riuscì a mantenere il Pisa tra la Serie A e la Serie B per oltre 10 anni, però ebbe un'idea abbastanza bislacca, mi perdonerà comunque sia adesso Anconetani, ma quest'idea non piacque praticamente a nessuno se non a lui stesso. Dunque, nella stagione 91-92 il Pisa era caduto in Serie B l'anno prima e stava faticando a risalire in Serie A. Era un po' decaduta quell'aura fantastica che c'era sui toscani e un po' di contestazione ad Anconetani arrivava. Lui probabilmente capisce di non avere forse anche le risorse sia economiche che anche mentali, di non avere la forza che aveva qualche anno prima, e vuole fare un colpo davvero di teatro, ovvero fondere Pisa e Livorno e creare un'unica società, una nuova società che unisca Pisa e Livorno. Allora, se qualcuno di voi non dovesse saperlo, ma sicuramente se siete appassionati di calcio lo sapete, non è che ci sia rivalità tra Pisa e Livorno, si odiano proprio, non solo a livello calcistico, ma oserei dire quasi come città, tant'è che tanti prodotti alimentari che sono la stessa cosa, uno lo chiama una città lo chiama in un modo, una città lo chiama in un'altra, denigrando come è fatto dall'altra parte. Magari c'è un ingrediente in più o in meno che secondo loro cambia un po' tutto il prodotto. Anconetani vuole sfruttare il grande bacino d'utenza che hanno le due società per creare un club nuovo che riesca stabilmente a stare in Serie A e che si chiamerà Pisorno, quindi questa sorta di crasi tra Pisa e Livorno. Addirittura ha già pensato ad un nuovo stadio da costruirsi a metà strada tra le due città, dalla capienza di 40.000 posti, ed è, vedete quanto, adesso quest'idea secondo me era una scemenza, però quando una persona ha delle idee nuove, è un precursore di qualcosa, si capisce anche nell'idea più malsana che possa partorire, perché è il primo a pensare ad uno stadio stile estero con ristoranti, centro commerciale e altre attività all'interno che possano essere utilizzate anche nei giorni in cui non ci sono le partite, che è quello che poi hanno fatto in Inghilterra o in Germania già dagli anni '90. E è molto motivato, molto determinato a mandare avanti questo progetto. Non ha fatto i conti con le due città e con le due tifoserie, anche perché tra l'altro lui vuole prendere un po' la palla al balzo, considerando che il Pisa fatica a tornare in Serie A e che il Livorno per problemi economici è addirittura caduto in eccellenza. Il Livorno nel '92 è in eccellenza, quindi lui dice forse due tifoserie, soprattutto quella del Livorno, magari si aggrappa a questo tipo di situazione disperata, a riconquistare addirittura la Serie B. Non ha fatto i conti con ovviamente con l'amore dei tifosi verso i colori, verso gli stemmi, verso proprio anche i nomi delle squadre. Probabilmente i tifosi del Livorno preferivano l'eccellenza chiamandosi Livorno con la maglia amaranto piuttosto che riconquistare la Serie B, che non vedevano dagli anni '70, chiamandosi in un altro modo, ma soprattutto fondendosi con il Pisa, con gli acerrimi rivali del Pisa. Allora, Anconetani vuole fare una cosa, vuole iniziare piano piano questo esperimento facendo disputare a Pisa, facendo disputare a Livorno una partita di Coppa Italia casalinga del Pisa, quindi in pratica dice ai tifosi: venite a Livorno a vedervi il Pisa che gioca in casa.
e in pratica il progetto naufraga qui perché iniziano ad esserci proteste, tafferugli tra le tifoserie, io mi permetto di dire forse organizzate ad hoc, cioè come a dire facciamogli vedere che ci meniamo, così gli passa subito la fantasia, scontri, scritte minacciose sui muri delle città, interviene la polizia, intervengono i sindaci delle due città, alla fine probabilmente qualcuno fa notare ad Anconetani che quest'idea è meglio che la riponga in tasca, e lui stesso, da persona molto intelligente, capisce che era un progetto sì ambizioso, ma assolutamente irrealizzabile, soprattutto, vi ripeto, tra due città e due tifoserie assolutamente nemiche e che tutto avrebbero accettato fuorché fondersi tra di loro. E questa è la storia del Pisorno, una squadra, fatemelo dire, per fortuna mai nata, perché Pisa e Livorno sono belle così, anche con le loro rivalità e con le loro storie che sono rimaste poi belle separate, ma che hanno vissuto momenti di gloria e momenti di sofferenza, come sempre nel calcio, e tra l'altro tutte e due hanno riconquistato poi sia la Serie B che la Serie A, Livorno un po' prima, il Pisa adesso, rimanendo anche molto rivali. Insomma, di Romeo Anconetani si può dire veramente tutto il bene possibile, forse questa piccola ideuzza era un po' strana, però come vi ho detto anche in quest'idea c'era qualcosa anche di che abbiamo visto in futuro, che abbiamo visto nel futuro e che lui aveva già immaginato, un po' come accadeva a Berlusconi anni e anni prima. Insomma, il Pisorno non è mai nato, per fortuna. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani. Domani parliamo di un campionato europeo un po' particolare.